E dopo aver visto le gare dei giovanissimi di Borgo Buggiano, siamo passati, sempre in provincia di Pistoia, a pochi chilometri da Borgo Buggiano, a Ponte Buggianese presso il ciclodromo Alfredo Martini per una gara, il primo trofeo società pistoiese. Era di questi tempi, era i primi di giugno del 2021, dell'anno scorso, quando le quattro società della provincia di Pistoia si erano unite per fare, ovviamente quattro società che fanno attività esordienti allievi, si erano unite per fare una corsa in ricordo delle persone che purtroppo ci avevano lasciato troppo presto, insieme ovviamente al Comitato Provinciale Pistoiese, insieme anche a tutte le altre associazioni, era nata questa gara proprio qui al ciclodromo Alfredo Martini. E quest'anno la OCIP ha voluto proporre questo trofeo, primo trofeo società pistoiesi, come vedete anche dal manifesto ovviamente. La OCIP in collaborazione, qui vediamo Mauro Renzoni addetta alla segreteria con uno della giuria, Marco Valleri che era il componente, con Morosi, Giampiero Morosi che è il direttore di corsa, con Maurizio Colligiani che è il presidente di giuria e con Simone Lamanda che invece era il giudice di arrivo. Vediamo la riunione dei direttori sportivi, qui anche gli addetti ovviamente che hanno dato una grande mano per l'organizzazione, anche per allestire tutto. Qui vediamo Ubaldo Pagni, non solo del comitato provinciale pistoiese ma anche Pontigiano Doc, come abbiamo visto anche lo storico presidente del comitato provinciale pistoiese per 22 anni in carica, Luciano Talini, che per Ponte Buggianese è stato anche il presidente del gruppo sportivo Ponte Buggianese, prima ancora uno dei promotori della corsa del piccolo Giro della Toscana che si correva qui a Ponte Buggianese. Qui vediamo che si stanno schierando, saranno 46 atleti che prenderanno il via per questa gara che prevede 30 giri per un percorso di 2 km, per un totale di 60 km. Qui vediamo Francesca Poltri che sta per dare il via, figlia di Maurizio Poltri che sta per dare il via insieme a Luciano Talini, a Mauro Renzone e a Simone Lamanda. Si abbassa la bandierina, è partita ufficialmente questa gara. Ora mi soffermerò un momento a elencare le squadre, ma poi vi dirò ovviamente perché Francesca ha dato il via. Il ricordo del papà Maurizio Poltri è una delle persone che viene ricordata quest'oggi. Le formazioni al via sono il team Valdignevole, il team Franco Ballerini, la Giusfredi, la Carube Progetto Giovani, il pedale toscano Ponticino, la Coltano Grube Costruzioni, la ciclistica Mobilieri di Ponzacco, il pedale Certaldese, l'Aquila e la Monte Carlo Ciclismo. Queste sono le 11 formazioni per 46 atleti che hanno preso il via, come detto, per questo primo trofeo società pistoiesi proprio, ed è una cosa un po' particolare, no? Perché dicevamo del fatto che è anche il ricordo di alcune persone, perché il Memorial Ignazio Bianchi, storico presidente della Motociclisti Pistoiesi, Moreno Luchi, storico speaker, giornalista di Toscana Sprint, tra le altre, Maurizio Poltri come detto con la figlia che ha dato il via, Francesca, Sauro Coppini, che purtroppo ci ha lasciati proprio l'anno scorso, che faceva parte della OCIP e che ovviamente ci dispiace veramente di averlo perso, l'abbiamo perso proprio l'anno scorso, e anche Ivano Landi, storico anche lui nel ciclismo. Insomma, queste persone, perché il ciclismo è uno sport fatto anche di ricordi, e chi conosce Alessandro Becherucci, che prima nel pregara l'abbiamo visto nelle immagini, presidente del comitato provinciale pistoiese e ancora membro della OCIP, sa benissimo quanto lui ami i ricordi e quanto lui sia attaccato alle persone legate al ciclismo, e non poteva non essere altro che non ricordare queste persone. Insieme ovviamente alla collaborazione proprio del Comitato Provinciale Pistoiese, al team Valdignevole, al team Ballerini, la Giusfredi, la Polisportiva Mille Luci, il gruppo sportivo Le Casette di Beppe Bellandi, ai motociclisti pistoiesi di Alessandro Lazzarini, a Videogenni, ricordiamo che ai primi tre classificati veniva dato un orologio offerto dalle orologerie Franco Fabiani, perché Franco Fabiani è scomparso veramente anche lui recente, quindi un'altra persona che ci ha lasciato. E che ovviamente viene ricordata, e ricordiamo che main sponsor di questa manifestazione è anche la società ciclistica Michela Fanini di Brunello Fanini. Qui siamo con le immagini al metà del terzo giro, ci sono degli atleti che stanno provando a prendere in mano le operazioni, si tratta ad esempio di Mirko Mattei del team Franco Ballerini che sta provando ad uscire dal plotone.
Riconosciamo anche Alessio Stefanelli del team Valdignevole, riconosciamo dell'Aquila Emiliano Bonaiuti dell'Aquila, e poi il portacolori della Carube Progetto Giovani, si tratta di Mattia Simoni. Sono 4 atleti in testa alla corsa in questo momento, stanno provando a venire via, quindi eccolo, chiude ora Mattei con Stefanelli. Siamo rientrati sull'anello corto perché ricordiamo che il ciclodromo Alfredo Martini ha 2 anelli, quello più lungo e quello più corto. Questo qui è l'ultima parte, ora si andrà a affrontare l'ultima curva. Vediamo col primo piano di Simoni, ma il gruppo sotto la spinta degli atleti della Giusfredi è già andata a richiudere sul primo tentativo di giornata, però non vuole mollare Stefanelli con Mattei, ma il gruppo torna compatto e siamo al 6° giro di gara con il gruppo che è ancora compatto. Lavorini in testa alla corsa, in testa al gruppo ora a controllare la situazione, lui che l'anno scorso questa gara l'ha vinta, era divisa in 2 batterie, nella sua batteria riuscì a fare un grande azione insieme prima con il compagno di squadra e poi da solo riuscì veramente a rimanere al comando e a resistere al ritorno del gruppo. Siamo ancora con situazione di gruppo compatto dopo le prime schermaglie, dopo le prime battute di gara. Vediamo, ora sono le maglie del team Franco Ballerini diretti da Sauro Iacchi. Oggi presente alla manifestazione anche Andrea Bardelli, direttore sportivo della categoria Juniores, invece, che era presente a vedere i giovani atleti targati team Franco Ballerini qui a Ponte Bugianese. Voglio fare anche veramente un augurio di pronta guarigione ad Aldo Bardelli, storico direttore sportivo del ciclismo giovanile, lui che veramente ha dato tanto per i ragazzi giovani e che purtroppo ha avuto un problema, e veramente gli facciamo un augurio di pronta guarigione. Sappiamo che si trova all'ospedale, gli facciamo veramente tanti, speriamo che possa vedere questa gara, perché gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione, perché è un grande uomo di questo sport, e speriamo di rivederlo presto durante le gare. Qui vediamo che è il team Valdignevole intanto che sta provando a forzare l'andatura in testa al gruppo. Loro vogliono fare bene, chiaramente atleti si può dire di casa, anche se non sono di Ponte Bugianese, però il team Valdignevole, diciamo, si allena anche su queste strade ed è normale. La società presieduta da Franco Sarti, e qui vediamo con le immagini, sta venendo via, siamo all'11° giro con Anguillesi, la maglia di campione provinciale pisano. Davanti a lui c'era Stefanelli, Andrea dovrebbe essere questa volta, poi c'è Lavorini, un altro compagno, poi dovrebbe essere Gallorini, Iacchi e l'altro Stefanelli, Andrea. Quindi ci sono tutte e due in concomitanza i 2 Stefanelli, Alessio e Andrea. C'è Anguillesi, c'è Iacchi, dovrebbe essere Gallerini della pedale Certaldese, poi c'è Lavorini con un compagno di squadra. Il compagno di squadra dovrebbe essere Cristian Guadagni, ed è proprio vediamo un attimo, perché non è l'altro Stefanelli, ma è Pablo Ramon Rocchi. Questi sono gli atleti. Allora, Rocchi, Stefanelli del team Valdignevole, Iacchi del team Franco Ballerini, Anguillesi da Coltano Grube Costruzioni, Guadagni e Lavorini sono i 2 della Giusfredi. Primo piano per Gallerini, non ci eravamo sbagliati, del pedale Certaldese, ma il gruppo è vicinissimo e sta per andare a chiudere. Questi sono erano gli atleti al comando. Vediamo che Stefanelli sta provando di nuovo a forzare l'andatura, attivissimi gli atleti diretti da Galeotti e da Bartolini, che chiaramente stanno cercando, vogliono ben figurare. L'anno scorso nella prima batteria ci fu la vittoria in volata di Thomas Del Frate, quest'anno in forza alla polisportiva Monsumanese. Qui vediamo altro forcing sempre della formazione del team Valdignevole, ad essere Rocchi che sta provando, vediamo se ci siamo sbagliati. No, è Stefanelli l'altro, Andrea Stefanelli, non ci eravamo sbagliati, quindi non era Rocchi ma era Stefanelli, i 2 fratelli Stefanelli che stavano forzando. Gruppo che sta passando ora poco distante dietro. Vediamo Sauro Iacchi dare anche le indicazioni ai suoi ragazzi del gruppo davanti a Niccolò Iacchi nel drappello di testa. Il vantaggio era veramente ancora minimo. Siamo al 15° giro, vediamo che siamo al gruppo che sta cercando, è sempre il gruppo compatto, si è tornato gruppo compatto, gruppo che si è assottigliato. Sono partiti in 46, quindi chiaramente bisogna anche capirlo. Qui vediamo gruppo compatto, è tornato dopo quel tentativo di gara. Vediamo a chiudere le maglie del team Giusfredi, ovviamente anche loro vogliono ben figurare oggi, è ovvio, anche perché insomma
Ricordiamolo, questo primo trofeo Società Pistoiese organizzato dall'OCIP in collaborazione, come detto, dal Comitato Provinciale Pistoiese, il Team Valdignevole, il Team Ballerini, la Giusfredi, il Polisportiva Mille Luci, il Gruppo Sportivo Le Casette, la Motociclisti Pistoiesi e il Video Genni, e ovviamente anche con la Società Ciclistica Michela Fanini di Brunello Fanini, di patron Brunello Fanini. Qui vediamo che abbiamo visto Andrea Bartolini incoraggiare il proprio atleta, si tratta di Matteoli, Francesco Matteoli, siamo al sedicesimo giro di gara ed è Francesco Mattioli del team Valdignevole che ha preso la testa della corsa in questo momento. Eccolo qui il portacolori del team Valdignevole, buono il suo vantaggio in questo momento, non è male, forse veramente sta andando veramente bene il corridore della società presieduta da Franco Sarti. Qui vediamo, siamo dietro proprio con la moto ripresa, oggi guidata da Daniele Ciampi, con Antonella Pratesi che è a fare le riprese invece dietro al battistrada con proprio Francesco Mattioli. Siamo nella parte sempre più lunga, il circuito più lungo, e vediamo, occhio perché sta arrivando Niccolò Iacchi, lo riconosciamo da lontano, arriva il portacolori, l'alfiere del team Franco Ballerini, è uscito, si è mosso, era rimasto lì a pochi metri dal corridore della formazione del team Valdignevole, ci aveva creduto, piano piano sta macinando e sta recuperando sul battistrada, ce l'ha lì, lo vede, ce l'ha veramente a una manciata di metri, può chiudere su di lui. Matteoli per ora forse non si è neanche reso conto, forse non ha capito che dietro ha il corridore della team Franco Ballerini, forse farebbe meglio ad aspettarlo e a proseguire in due. Si ritorna nell'anello più corto per andare verso l'ultima curva e poi verso l'arrivo. Come possiamo vedere, il ciclodromo è un percorso che scorre molto, i freni si toccano poco, veramente, si toccano veramente poco, è un circuito che scorre veramente molto bene. E qui vediamo, siamo sempre dietro al portacolori del team Franco Ballerini, Niccolò Iacchi, che si è mosso appena visto Mattioli che aveva preso un po' di vantaggio, si è mosso lui in prima persona e dietro lo hanno lasciato andare, lo hanno veramente lasciato andare. Vantaggio in questo momento su il gruppo, 15 secondi, 15 secondi il vantaggio sul drappello, sul gruppo. Vediamo che si è voltata la nostra telecamera a far vedere il vantaggio e siamo dietro perché stanno arrivando un'altra coppia, Alessio Stefanelli con un atleta Guadagni della formazione del team Giusfredi. Sono loro due che stanno guidando ora la corsa. Vediamo 15 giri alla conclusione, 15 giri alla conclusione in questo momento. Prima curva per la coppia formata da Guadagni e da Stefanelli, però dietro il gruppo non è distante, potrebbe andare a chiudere a momenti. Non abbiamo ancora, vedremo ora se Iacchi è riuscito a rientrare, se Matteoli ha aspettato il corridore della formazione. E qui vediamo che la situazione si è evoluta di nuovo. 14 giri al termine ormai e siamo con 4 atleti al comando, perché su Mattioli sono piombati non solo Niccolò Iacchi, è rientrato Lavorini ed è rientrato Alessio Stefanelli. Questi sono i 4 atleti al comando, 2 maglie del team Valdignevole, quella di Matteoli davanti a fare l'andatura, quella di Stefanelli a chiudere il gruppo, in mezzo 2 maglie, quella del team Franco Ballerini di Iacchi e quella della Giusfredi di Lavorini. Bravissimo l'atleta del team Giusfredi che già l'anno scorso aveva vinto qui da solo, è riuscito a cogliere il momento esatto, a rientrare insieme a Stefanelli su questo tentativo che poteva, e ha capito che poteva essere il tentativo giusto, perché guardate il vuoto alle loro spalle, veramente il vuoto, il gruppo li ha lasciati andare, incredibile, non ci si crede ma è così, il gruppo li ha lasciati andare, il gruppo a 20 secondi in questo momento, si mantiene stabile per ora il vantaggio, 20 secondi, molto molto caldo anche oggi per gli atleti. Abbiamo visto Matteoli prendere rifornimento da Galeotti, da uno dei direttori sportivi del team, mentre vediamo anche prendere anche gli altri atleti. Chiaramente questo è il pezzo di strada magari più adatto a prendere e a dare rifornimento agli atleti nel momento in cui stanno rientrando verso quella che sarà l'ultima curva e poi il passaggio sotto lo striscione di arrivo. Primo piano per il portacolori del team Franco Ballerini, Niccolò Iacchi, primo anno in categoria per lui, brillantissimo. Dobbiamo dire che rispetto all'anno scorso Niccolò Iacchi lo vediamo molto più tirato, magari ha perso un po' di esplosività in volata, però veramente è molto più tirato, soprattutto nelle gambe, lo vediamo rispetto alla categoria esordiente, ha perso molto forse nella categoria, ha perso molto
ha perso diverso peso, quindi è molto tirato, e questo ovviamente lo fa anche essere più pimpante in salita. Abbiamo visto anche l'incoraggiamento di Andrea Bardelli, che ha incitato il giovane del team Franco Ballerini. Siamo sul gruppo, e sono le maglie del pedale toscano Ponticino. In questo momento è Lorenzo Farzetti che sta facendo l'andatura, ma dietro fanno buona guardia le maglie del team Ballerini e quelle della team Val di Nievole. Arrivano anche le maglie della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, che provano, ma guardate, sono 4-5 maglie della team Ballerini, della team Val di Nievole, che stanno rompendo i cambi. Sono lì solo per fare quello, per rompere i cambi. Ovviamente vediamo, siamo ritornati davanti, siamo ripiombati 11 giri al termine con i 4 fuggitivi: Lorenzo Iacchi, i 2 del team Val di Nievole, Stefanelli in primo piano e Matteoli in ultima posizione, e in mezzo Lorenzo Lavorini, che già l'anno scorso, ripeto, aveva già vinto su questo percorso, su questo tracciato, andando via prima con un compagno di squadra e poi da solo. Quindi solo da incoraggiarlo, questo ragazzo, che veramente bravo, perché riesce sempre a beccare poi il momento giusto. Vediamo il gruppo. Il gruppo sta perdendo ancora, però distacco che ora torna sui 20 secondi, sempre 20 secondi, il distacco del gruppo dai 4 fuggitivi. Vediamo che in questa parte qui del percorso il gruppo vede i 4 fuggitivi, ma non li vede davanti a sé, li vede accanto, perché loro devono ancora fare la curva e tutto, quindi li vedono, sono contrapposti da una parte all'altra, quindi si vedono e si possono anche salutare, no? Come si dice in gergo. A parte, vabbè, le battute, siamo veramente qui con la corsa potrebbe aver preso una piega giusta per i 4 fuggitivi, che però ancora non prendono il largo. È sempre una ventina di secondi il vantaggio di questi 4 atleti qui. Ripeto, abbiamo detto i nomi: i 2 atleti del team Val di Nievole, Matteoli e Stefanelli, Iacchi e Lavorini. Iacchi del team Franco Ballerini e della Giuffredi è Lavorini. Siamo tornati con il gruppo, Daniele Rosadi della Pedale Toscano Ponticino a fare l'andatura. Dietro sono le maglie della formazione del team Val di Nievole, che rompono i cambi, non daranno i cambi al momento. È Picchianti in seconda ruota, in terza ruota vediamo Pablo Ramon Rocchi in terza ruota, poi le maglie anche della Caruve Progetto Giovani in quarta posizione, gruppo in fila indiana. Però chiaramente appena si arriverà a chiedere il cambio, loro chiaramente rimarranno lì, perché anche quelli della formazione del team Ballerini non avranno intenzione di tirare. Ci sorprende vedere che quelli della Coltano Grube, avendo uno come Guilesi che poteva avere dalla sua la volata, non hanno cercato di prenderlo, di provare a chiudere quando il vantaggio era ancora buono. E siamo piombati di nuovo sui 4 atleti al comando. Siamo a 7 giri dalla conclusione con i 4 fuggitivi. 4 atleti al comando, siamo a 50 metri dal passaggio sotto il traguardo. Vediamo il cartello che indica proprio 7 giri alla conclusione. Eccoli qui, prima curva per i 4, chiaramente poi bisognerà un po' vedere nel caso arrivino questi 4, perché sulla volata sia Iacchi che Stefanelli sono abbastanza più veloci rispetto a Lavorini. Però occhio, perché il team Val di Nievole ha anche il vantaggio del doppio uomo, che potrebbe provare uno scatto, magari far forzare lo sforzo, forzare uno dei 2 atleti, uno tra Lavorini e tra Iacchi, per vedere se magari vanno a chiudere. Qui siamo però veramente ancora con i 4 fuggitivi, e occhio perché da dietro sono venuti via 3 atleti. 3 atleti che sono venuti via in questo momento, li abbiamo visti, hanno una quindicina di secondi di ritardo, quindi occhio, veramente bisogna stare attenti, veramente attenti, perché sono venuti via 4 atleti dal gruppo e bisogna stare attenti ancora. Forza l'andatura intanto Iacchi, forza l'andatura, Niccolò Iacchi prova a forzare l'andatura e mette un po' al gancio Francesco Mattioli. Rispondono presente sia Lavorini sia Stefanelli. Adesso si è fermato di nuovo, può rientrare Mattioli, ma ci dà l'impressione Francesco Mattioli che al prossimo scatto rimane sulle gambe. Ha speso molto, è stato il promotore di questa fuga, infatti guardate, ci deve credere Francesco Mattioli, perché a 50 metri, se molla ora li perde, e a 50 metri ora è anche un fatto psicologico, se non gli rientra, ma
ci sembra che non sia convinto nel rientrare, perché sono questi i momenti clou, perché se a 50 metri, se provi a stringere i denti, a rientrare dentro, vai in apnea, poi puoi riposare. Se invece li lasci andare, qui siamo dietro con altri 3 maglie, quella è Danilo Bartoli della formazione della Coltano Grube Costruzioni, Gallerini della Pedale Certaldese, e l'altro si tratta di dell'atleta. L'altra si tratta di Bertuccelli del team Valdignevole. Sono a 15 secondi questi 3 atleti, e sempre lì ovviamente Bertuccelli non spingerà molto, anche se avere 3 uomini al comando farebbe un gran vantaggio per gli atleti di Galeotti e di Bartolini. Stanno parlottando Gallerini e Bartoli, chiaramente hanno parlato. Bartoli brillante, anche l'atleta, il figlio di Mauro Bartoli, nipote di Michele. Vediamo. Primo piano per questi 3, ora è Gallerini del pedale Certaldese che sta facendo l'andatura, era già entrato in un tentativo di fuga in precedenza, è rimasto sorpreso quando hanno preso il largo questi 4 atleti, ora sta cercando di rientrare. 15 secondi per questi 4 atleti, questi 3 atleti all'inseguimento, loro sono già sul dirizzone finale per andare verso il passaggio, mentre sono all'ultima curva. In questo momento i 3 atleti che stiamo vedendo con Bartoli a fare l'andatura, li lasciamo andare per aspettare dietro. È Giulietti, la sagoma di Giulietti, è proprio Davide Giulietti del team Franco Ballerini che sta passando ora in questo momento 25 secondi il ritardo dell'altro atleta del team Franco Ballerini. Adesso sono saltati tutti gli schemi, dal gruppo sono venuti via anche altri atleti, gruppo che sembra lasciar fare, che sembra quindi intenzionato a darla su a quei 4 corridori che sono al comando, e si è mosso Davide Giulietti, probabilmente anche per un possibile piazzamento, e sono dietro le maglie del team Giusfredi che adesso provano a venire via con quelle del pedale toscano Ponticino. Ritardo del gruppo 50 secondi, occhio perché si sfiora il minuto, occhio perché veramente si va sopra il minuto, si rischia di andare sopra il minuto, perché questo è quello che potrebbe succedere. Siamo a 7 giri dalla conclusione, non manca molto veramente. E siamo con il gruppo, primo piano per Pietro Frasconi insieme a un atleta. Vediamo gruppo ancora abbastanza folto, si è un po' ridotto dai 46 atleti in partenza, però comunque sia sono ancora rimasti abbastanza per giocarsela. Però 50 secondi sono tanti, e occhio perché siamo a 3 giri e mezzo al termine, 3 giri e mezzo al termine, con Iacchi che ha provato a forzare l'andatura e questa volta ci ha fatto rimanere sulle gambe non solo Mattioli che non c'è più, ma anche Lavorini. L'unico che risponde presente è Alessio Stefanelli del team Valdignevole. Iacchi e Stefanelli, tutti e due sono lì, sono i 2 atleti che sono la testa della corsa. Iacchi è stato bravo perché si è mosso subito dopo Matteoli, gli è rimasto lì a 10 secondi, poi regolare, non ha forzato l'andatura più di tanto e è riuscito a rientrare davanti. Mentre bravo anche Stefanelli che ha seguito Lavorini. Eccolo qui Lorenzo Lavorini che sta cercando con la regolarità di rientrare con la testa, non vuole mollare Lorenzo Lavorini perché sa che se rallenta non può rientrare, però chiaramente le gambe hanno un attimino dato un segno di cedimento quando ha fatto lo scatto Iacchi. Quindi bisognerà anche capire in vista del finale, perché siamo a 3 giri e mezzo al termine, non manca molto alla fine di questa gara, di questo primo trofeo Società Pistoiesi, gara organizzata dalla OCIP. Il ricordo ovviamente di Ignazio Bianchi, di Moreno Lucchi, di Maurizio Poltri, di Sauro Coppini, di Ivano Landi, persone legate al ciclismo che purtroppo ci hanno lasciato avanzi tempo. E qui siamo dietro, sono arrivati a essere in 4 perché hanno ripreso Mattioli che si era staccato, era stato il primo atleta a cedere quei 50 metri, non è mai riuscito a chiuderli Mattioli e piano piano ha perso, e dietro sotto la spinta di Bartoli, sotto la spinta di Gallerini, di Bertuccelli, vediamo il cartello che indica 2 tornate alla conclusione, distacco per questi atleti di una trentina di secondi, 30 secondi in ritardo di questi 4, si aspetta ora il gruppo, passa ora Giuliani in questo momento, 1 minuto per Giuliani, quindi è finita anche per lui per giocarsi la vittoria, si giocherà il piazzamento, gruppo che prende tutta la sede stradale, quindi si va a oltre ai 2 minuti di distacco. Vediamo, abbiamo riconosciuto Andrea Bardelli, noi rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione veramente a Aldo Bardelli che
diciamo così, infortunato. Gli facciamo veramente una auguria di pronta guarigione, di vederlo presto alle corse, perché questo mondo avrebbe veramente un gran bisogno di persone come Aldo Bardelli. Intanto siamo tornati qui, siamo tornati con i tre battistrada, perché Lavorini, come detto, con la testa ci ha creduto, perché se mollava potevano andare via, mentre lui ci ha creduto, regolare, hanno rallentato un attimino e lui è riuscito a rientrare, è riuscito a dare magari quel forcing che gli ha permesso di provarci. Allora vediamo, terza posizione per Stefanelli, Lavorini nel mezzo e Iacchi, sono loro tre che si giocheranno questo primo trofeo Società Pistoiesi, perché da dietro è difficile chiudere 30 secondi nell'ultimo giro. Vediamo, suona la campana, ultimo giro, ultimi 2 chilometri, vediamo dietro Gallorini con Bartoli, con i due del team Valdinievole, Bertuccelli e Mattioli. Bravissimo Mattioli, perché è stato il promotore di quella fuga, se quelli sono in fuga un merito è anche suo, che si è mosso. Qui vediamo anche i vari striscioni, come vediamo il gruppo che supera i 2 minuti abbondantemente, e suona anche per loro il suono della campana. Ormai c'è solo da aspettare a vedere la conclusione di quello che sarà. Vediamo, è venuto a trovare anche Franco Mazzoncini in arte pinze, è qui a conoscersi. Ultima curva, Lorenzo Lavorini in testa, è stato lasciato al vento da Iacchi in seconda posizione, migliore per Stefanelli. Parte Stefanelli in questo momento, prende la testa, salta Lavorini, anche Iacchi. Stefanelli è davanti, è sempre davanti Alessio Stefanelli, prova la rimonta ma è sempre davanti, niente, vediamo, è sempre Alessio Stefanelli. Va a vincere del team Valdinievole davanti a Niccolò Iacchi del team Franco Ballerini e Lorenzo Lavorini del team Giusfredi. Bravissimo l'atleta del team Franco Ballerini. Occhio, caduta per la posizione, caduta. C'è stato il contatto, quarto Mattioli, c'è stato il contatto tra Bertuccelli e tra Gallerini, e è andato giù anche Bartoli, che chiude Bartoli in quinta posizione. Speriamo non ci siano fatti nulla di male. Vediamo che hanno battuto anche contro le Transenner, vediamo il replay. C'è stato il contatto tra Gallerini e tra Bertuccelli, caduto in terra, e non è riuscito a frenare in tempo Bartoli, che non si è fatto niente, è riuscito a concludere in quinta posizione. Sta andando a chiudere, ora prova a chiudere la sua prova anche Bertuccelli, incitato anche dai tifosi a concludere la prova. Va a chiudere quindi in sesta posizione Bertuccelli, ci dispiace davvero, sembra anche dolorante su una spalla Bertuccelli. Vediamo, va a chiudere Giulietti in settima posizione, ci dispiace per Gallerini che è lì a terra, speriamo ci sia fatto male, è lì a terra, ha battuto contro le Transenne, c'è stato proprio il contatto tra lui e Bertuccelli, speriamo, ripeto, niente di grave per il corridore del pedale certaldese. Qui dietro è volata per l'ottava, nona e decima posizione. Vediamo la volata, vediamo chi la prende avanti, è Sica con Stefanelli con Sica, Andrea Stefanelli con Sica, ed è Andrea Stefanelli che chiude davanti a Sica, e decimo chiude Mosti della Giusfredi. Queste sono le posizioni, quindi Stefanelli del team Valdinievole, Andrea Stefanelli ottavo, nono Leonardo Sica del Montecarlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, e decimo Thomas Mosley del team Giusfredi. Queste sono le prime posizioni, le prime 10 posizioni. È stata una corsa veramente molto calda, con un caldo veramente molto afoso qui al ciclodromo. Questa è la volata che stiamo rivedendo, ha preso la testa, era il più veloce insieme a Iacchi e non ha avuto esitazioni ed è riuscito a vincere. Ha provato a prendergli la ruota a Iacchi, ma non è riuscito mai a mettere il muso fuori, la testa fuori, quindi bravissimo. Questo è il podio con Stefanelli, Iacchi e Lavorini. Andiamo alle interviste di rito. Alessio Stefanelli, team Valdinievole, allora grande successo per te qui, si può dire, in casa. Sei riuscito a prendere la fuga buona, a rientrare con Lavorini sul compagno di squadra Matteoli e su Iacchi. Nel finale è rimesso proprio bene, terza ruota, non hai esitato. Sì, sapevo che lo Iacchi era il più veloce oltre a me tra i tre fuggitivi, infatti sono stato sulla sua ruota e poi sono riuscito a vincere questa volata. A chi si dedica questa vittoria? La vittoria la dedico a tutta la squadra, ai direttori sportivi e alla mia famiglia che mi supporta ogni settimana. Niccolò Iacchi, team Franco Ballerini. Allora, ci aspettavamo magari più che tu aspettassi magari la volata, invece sei stato attivissimo. Hai provato a rientrare su Matteoli, poi hai provato 2 o 3 volte a venire via e in volata questo podio. Sì, oggi mi sentivo bene anche dalla scorsa settimana in vista del campionato toscano. È partito Matteoli, sono provato ad andare dietro, sono rientrato, poi subito dopo sono rientrati Stefanelli e Lavorini. All'inizio non ci siamo trovati d'accordo, ma poi c'è stata un'ottima collaborazione.
Poi ho tentato qualche scatto per andare via solo, si è staccato Matteoli, siamo rimasti in 3, all'inizio non c'era elaborazione, poi alla fine siamo andati in 3, ho sempre provato, però Stefanelli ha sempre risposto. Alla fine è rientrato Lavorini e me la sono giocata in volata con questo secondo posto. Forse quegli scatti, pensi che senza quegli scatti avresti potuto magari essere più pronto per la volata? No, sapevo che in volata quest'anno non vado molto, vado più sulle salite oppure sui tratti in pianura, quindi ho provato ad andare via da solo e cercare di staccare Stefanelli, che sapevo che era molto più forte di me in volata. Non sono riuscito e ho colto questo secondo posto in volata, ma va bene lo stesso. Lorenzo Lavorini, team Giusfredi, allora te questo percorso lo conoscevi bene perché è stato, diciamo, il tuo battesimo di vittoria l'anno scorso. Sei riuscito a rientrare sui battistrada e alla fine te la sei giocata fino in fondo, è arrivato poi questo podio. Sì, sapevo che tanto le gambe in volata non ce l'avevo e quasi alla fine dei giri mi erano venuti anche crampi, sicché ho stretto i denti e già intanto sei arrivato al terzo posto. Comunque anche quest'anno sei riuscito a prendere la fuga giusta. Sì, sì, dai, sono contento, volevo riconfermarmi come l'anno scorso, però dai, sono contento così. Siamo con Francesca Poltri, figlia di Maurizio Poltri. Allora, tuo papà era molto legato a questo mondo delle biciclette. Oggi sei venuta anche per ricordarlo. Cosa ti è parsa questa manifestazione, questo sport? Allora, oggi appunto sono qui per ricorrere la memoria di mio padre, che comunque era molto presente per quanto riguarda nel mondo del ciclismo. Anch'io ho una minima passione riguardante il ciclismo e sono molto lieta di essere qui presente. E oggi appunto è stata una gara molto dinamica, mi è piaciuto tanti movimenti e ringrazio gli organizzatori che hanno fatto sì di creare questa gara oggi. Ecco, sapere anche che ovviamente tuo padre Maurizio ha lasciato un bel ricordo così, perché quando si organizzano queste gare vuol dire che si è lasciato anche un bellissimo ricordo di sé. Sì, io sono molto fiera di quello che ha lasciato perché lui pensava molto a cosa lasciare agli altri, era molto direzionato a questo, infatti anche il giorno della sua morte ho ricevuto da parte dell'organizzazione del ciclismo un grande abbraccio e ne sono molto fiera appunto, quindi sì, sono molto contenta. Alessandro Lazzarini del gruppo motociclisti Pistoiesi, allora oggi qui siete stati anche come motoscorta ma anche per il ricordo magari di una persona che era anche legata a questo mondo del ciclismo. Il vostro impegno è sempre dietro a questo sport? Sì, noi ormai siamo impegnati dietro a questo sport tradizionalmente da tanti anni, dal 1984 e ora erano passati 10 anni dalla morte del compianto presidente Ignazio Bianchi, una figura storia, oltre il creatore di questo gruppo, è stato il conduttore fino a che è stato in vita. Cercavamo un'occasione per ricordarlo degnamente e questa è stata l'occasione giusta, era tanto ne parlavamo anche con Becherucci perché questo gruppo è stato legato all'OSCIP per tanto tempo e tuttora i rapporti sono buonissimi, c'è la collaborazione e quindi ecco, questa è stata l'occasione per ricordare una figura storica di questa attività. Siamo con il sindaco di Pontebuggianese Nicola Tesi. Allora, questo è un impianto che ovviamente può anche valorizzare il territorio di Pontebuggianese qui al ciclodromo. Oggi è stata ovviamente una giornata di sport, anche questo è orgoglio per il comune. Sicuramente è un orgoglio per il comune questo impianto e stiamo lavorando per valorizzarlo ulteriormente perché su questo impianto ci siano ancora più competizioni sportive. Ringrazio OSCIP oggi ma anche tutte le altre società che in questo periodo e soprattutto in questo anno stanno ulteriormente valorizzando sia con la corsa su pista ma poi anche con altre tipologie l'impianto qui di Bike 360 sta facendo, quindi si sta lavorando a 360 gradi per rendere questo impianto unico e valorizzarlo in maniera puntuale e non ultimo è stata anche la visita del Presidente nazionale un mese e mezzo fa che ha portato una ventata anche sicuramente di maggiore impegno da parte delle società sportive di questo territorio. Luciano Talini, te pontigiano, qui di Pontebuggianese, per 22 anni alla guida del Comitato Provinciale Pistoiese, hai visto nascere questo ciclodromo e ora finalmente è la seconda edizione di queste corse qui. Ma l'ho visto nascere, ho messo la prima pietra, ho messo la prima idea, proprio essere, non dico ma questo ciclodromo se c'è è anche un buon punto l'ho dato io.
perché ho sempre creduto in questi impianti, perché attualmente, forse quando ci pensavo io nessuno ci pensava, dicevano oh, che vuoi sia per le strade, la viaggiare per le strade ora, specialmente per i giovani, è un dramma. È stato fatto con grande soddisfazione, con grande anche impegno da parte dell'amministrazione comunale da quando è iniziata, da allora, tuttora avrebbe bisogno di altri punti di manutenzione, perché insomma serve da lavorarci ancora un po' per metterlo a top e perché le manifestazioni ce ne fosse organizzate ancora di più, è il meglio modo. Comunque questo si vedrà in seguito, spero che questo si riuscirà a farlo. Ho visto 2 gare magnifiche sia l'anno scorso che ha vinto Lavorini, quest'anno era promotore e già attivo fin dalle prime battute, è un ragazzino che merita perché proprio dall'anima. C'è stata la vittoria del team Valdinievole, insomma cosa si vuole di più? Insomma, un circuito, qui vincere in casa, insomma Profeti in Patria è già una cosa difficile. E Lo Stefanelli ce l'ha fatta, penso che anche da parte di tutto il team Valdinievole sia stata una bella cosa, una bella vittoria, una giornata caldissima, la gente c'era ugualmente, non so con quale, perché a partire alle 3:30 insomma è un impegno. Che niente, tutto bene, è andato tutto bene, sicché speriamo di potercene fare ancora di più, non solo 2 o 3 all'anno, ma fare anche delle manifestazioni più spesso. Siamo con il vicepresidente vicario del Comitato regionale toscano Mauro Renzoni. Allora, qui al ciclodromo è uno degli impianti che la Toscana ovviamente può godere. Già l'anno scorso c'era stata questa unione di società per ricordare, per fare queste gare, quest'anno solo allievi, però è stata comunque sia, nonostante il caldo, una bella giornata. Veramente, molto bella, calda, fosa, però purtroppo questi tempi qui bisogna aspettarselo, purtroppo è questo. Il fiore all'occhiello di Ponte Bugianese è questo bel ciclodromo che abbiamo, che bisogna farci ancora più roba a questo ciclodromo, perché tutti se lo devono ricordare, che quando si fa le gare qui deve avvenire la gente, perché qui è uno spettacolo queste gare. E oggi si è veduto proprio che la gara la sentivano, certamente, i primi 3 sono proprio della provincia di Pistoia, che sono stati i più vivi di tanti altri. Siamo con il presidente del Comitato Provinciale Pistoiese Alessandro Becherucci. Allora, l'anno scorso fu un esperimento, no? Quello di unire 4 società pistoiesi qui al ciclodromo di Ponte Bugianese. Quest'anno vi siete ripetuti, sempre in ricordo di quelle persone che tanto hanno dato al ciclismo. Sì, è stata un'occasione non voluta ma cercata. Fortunatamente insieme alle società che hanno realizzato l'anno scorso quella giornata azzurra si sono aggiunti anche degli altri amici, GS Le Casette di Beppe Bellandi, fortunatamente abbiamo avuto anche la possibilità dei motociclisti pistoiesi, di voi che ci state riprendendo, di Fabiani, insomma è stata un'occasione particolare per una giornata particolare. Devo ringraziare tutti i personaggi che hanno onorato questa manifestazione e sono davvero tanti. Sono felice, contento da parte dell'OCIP, Organizzazione Ciclisti Pistoiesi, che mi prego di essere presidente, e sono estremamente onorato come presidente del Comitato Provinciale di Pistoia. Giornata particolarmente bella, anche se troppo calda, risultato bello, una bella manifestazione, tutto bene tranne l'ultimo piccolo incidente, mi auguro che non sia occorso niente all'atleta che è caduto.